Emergenza sanitaria che fa i conti con lo scontento generale. Cavarzere è al centro dell'attenzione visto che tutti e 42 i migranti che erano ospitati dalla Croce Rossa di Jesolo e sono stati trovati positivi al Covid, ad oggi sono stati dislocati in diverse tranche in due strutture private sul territorio, in località Rovigate e Rotanova, nell'entroterra immersi nella campagna. Quella che dovrebbe essere una soluzione temporanea, visto che avere due siti implica due presidi permanenti, delle forze dell'ordine, personale sanitario per controlli e tamponi e dispendio di forze e denaro. Per questo il sindaco fa pressing su prefetto e regione affinché trovino una soluzione. Il prefetto anche questa mattina mi ha detto che sono in contatto con la regione per trovare una soluzione idonea. Soluzione idonea che ricadrebbe nuovamente sul comune di Cavarzere? Quello spero proprio di no. Penso che nel comune non ci siano strutture idonee, anche perché ricordiamoci che i richiedenti asilo hanno anche dei problemi perché sono ammalati. Quindi sono idea che dovrebbero trovare l'unica struttura, un unico centro, ma che sia idoneo poi a ospitare queste persone che sono affette da Covid-19. Oltre al fatto che la popolazione in fibrillazione dopo mesi di lockdown e il rispetto delle regole ad oggi non ci sta a dover fronteggiare una nuova emergenza sanitaria, già ha manifestato il suo no alle decisioni subite dall'Alto durante il sit-in di qualche giorno fa e ad oggi ribadisce la posizione a non voler essere un territorio di serie B. Un po' di paura. Paura che il contagio si ripropaghi? Sì. Dove dovevano essere spostati secondo voi? Da un'altra parte ma non può. E proprio in risposta a chi lamenta di avere immigrati in casa, il sindaco lancia un mea culpa. Dobbiamo anche noi metterci e prenderci le nostre responsabilità. Questi due edifici sono stati dati da chi? Da privati cittadini cavarzerani che hanno deciso di dare questi immobili per finalità di lucro essenzialmente. Quindi ci lamentiamo sempre perché il problema adesso è qua a Cavarzere, però se non ci fossero stati dei cittadini privati cavarzerani che avessero dato questa disponibilità, sicuramente il problema non lo avremmo oggi qua nella comunità cavarzerana.